stata una die di importu prosa guerra so stili pirche schisuno iacarande usartu in sa Sardigna de Mesu. Annora gugu sono arribao sos espertos de Savao, s'organizzazione de sonu pros alimentazione e agricoltura, invitaor des assessora regionale de agricoltura pro verguare sa situazione. All'erdere su bene venius assessora Valeria Satta, su prefetto de Nugoro Giancarlo Dionisi e su commissario della Ore Gerolamo Musolina. Sa col diretti critica su chi sta uvattu vinza sa commo contra suttili pirche e questo Manzana promuove una manifestazione di solidarietà a sos agricoltores e allevadores e a rinnovau a sa regione sa richiesta di istituire un'unità de progetto pro parare fronte a s'emergenza. Ana votau vinza a Sastrer de custu portai diesos 39 comuner de sa Sardigna pro eleghe su sindicu e risero sa percentuale de sas persones chi sono andadas a votare a sa sundichi vide su 47,6% su sechi procenti in manco rispetto a sas elezioni amministrativas scoladas. Chi a sa matessora vini a su 63%, baddenarres però chi si votava una die bia. Sono zai undichi su sindicos elettos in sos comunes uve baia pezionalista e chi indunu candidau e bia. Prososateros comunes si depeti settare che accabbe si scrutinio de totus as ischedas. Pezzi in duos comunes sardor diana si dian poder facere sor ballottaggio, cussos chi implur de bindichi miz abitantes sono a Semini in sa città metropolitana de Castello e Iglesias in su sud Sardigna. In Iglesias si depia decidere si confermare su sindico in carica, invece in Assemini de piana a votare pro elegere su sindico nuovo a pustri desar dimissiones in su 2022 desa sindica Sabrina Licheri che è stata eletta a sa Camera in sas amministrativa de su 25 de Capidanne. Novi kentor dischenti sono su tanto minimo pro mantenne s'autonomia scolastica des annualidade 2024-2025. Lo prevede sa legge de bilancio 2023, dunque in tutta Italia sos istitutos che non arrivano a cussu tanto s'hanno deppe scropare pro barribare e compartire su dirigenti scolastico. Su risultato è una minimada des autonomias scolasticas e difficoltà organizzativas in comune armeda, mescamente cussor desinterno e chimpacos abitantes. De questa novidade andava vedao in sa provincia Nugoro in una conferenza convocata dai amministratore straordinario Costantino Tidu, presente sul dirigente scolastico del suo territorio e sa sigla sindacale. Un esempio è l'istituto comprensivo de Gavoi, un territorio de monte, ove sono zai chimbe sus istituto sposto spari, Gavoi, Ollollai, Ovoda, Orzai e Ludine, che in pizzino si arrivano fin da Tiane e dai Tetti, in tottu sono 880. Chi sa legge di bilancio nuova istituto pro mantenne autonomia di addeppe sponne spari 9 scolas in da meda e sordischentes pro barribare di anade per faches chilometro de camino tutto curvas. Sa crisi corfissò pensionaos purus, inflazione, s'aumento de sos prezios e des energia, sono ponendo in difficoltà de sos anzianos e sos pensionaos sardos. Dai un'analisi de ufficio studio de Confartigianaos Sardigna, che ha considerato ordator de Feder Anzianos, in media sos pensionaos italianos piccano a 3.753 euro a s'anno e stanno a belle 1.146 euro a su mese. Sas persone che implude 60 chimbannos o chi stanno solas sono belle 4 miliones, su 70 procentu sono pensionadas che in più spacco di 1.000 euro a su mese e su 17 procentu piccato una pensione di 500 euro. Dai analisi è a campo che un pensionau italiano impreata a 217 euro desa pensione pro manicare, 160 euro pro sa domme sa sutenzias, 100 euro pro sos trasportos e sa macchine e pezzo 80 pro sa salute. E se sa persona non è autosufficiente non si può permettere manco una assistenza a domicilio. Considerando in plus aumento di disinflazione in sos ultimos anni, scolata dai su 2,2% in su 2021 a 11,8% in su 2022, so scontor non torrana.